Quando arrivato qui in Italia non ho trovato tante persone, tante guide per correre con me. Io sono non vedente alla nascita, io sono un corridore, faccio media distanza e lunga distanza e ho un suono, un grande suono per fare la classificazione per partecipare al Paralimpico di Parigi in 2024. Ha 25 anni a Sant'Ayem, nazionalità giordana, da dicembre è a Padova, dove per 2 anni frequenterà un master internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche. Atleta e amante dello sport, Hassan ha gareggiato in 35 competizioni internazionali e vinto tra i non vedenti la maratona di Beirut del 2018 con il tempo di 3 ore e 30 minuti, un tempo che gli permette di sognare le qualificazioni ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Il problema è riuscire ad allenarsi perché per correre gli serve un compagno. Ho iniziato con CUS per 2 settimane, per due giorni a settimana, ma in questo momento non facciamo niente. Quindi cerca qualcuno per correre tutti i giorni. Sì, cercano di, per esempio, un'organizzazione che può aiutarmi a trovare atleti per correre con me. Sorridente, gentile, ma al contempo determinato Hassan, e noi siamo convinti che il grande cuore di Padova e del Veneto saprà sicuramente rispondere al suo appello con la speranza che il suo sogno diventi realtà.